La mia prima tappa, dopo una nottata abbastanza pesante, è stata a dire una preghierina alle Madonna delle Grazie a San Giovanni Grisostomo, ecco, quindi perché quello che poteva succedere è meglio nemmeno immaginarselo. È ancora profondamente scosso Fabio Sacco. Se la tragedia sfiorata sulle acque del Canal Grande ha colpito tutti a Venezia, a maggior ragione lo ha fatto all'interno di Alilaguna. Le 9 persone coinvolte negli incidenti provocati dal guasto di un suo lancione non hanno riportato conseguenze gravi, ma la paura per quello che sarebbe potuto accadere rimane enorme. Lei ha avuto modo di parlare con il pilota, cosa le ha raccontato? Il pilota è disperato perché è successa una cosa più grande di lui, una cosa inaspettata, improvvisa, e si è trovato in mezzo a una situazione complessa con tutta una serie di altre imbarcazioni e quindi è molto provato. Sono circa le 11 di mattina quando il motoscafo ha un guasto, forse alla guaina dell'invertitore, che non gli permette l'attracco al pontile A di Rialto, quasi di fronte al consiglio comunale. Per il pilota paradossalmente è una fortuna, perché pur difficilmente controllabile, il mezzo è se non altro rimasto vuoto, senza passeggeri. Ho dovuto cercare di evitare collisioni e qui il pensiero anche del pilota e a tutte le altre categorie coinvolte, tutte le altre persone che sono bravissime. Sono tutti bravissimi che riescono a muoversi veramente in spazi e in condizioni difficili. La condizione difficile, difficilissima qui è di percorrere su quel lancione la curva del Canal Grande sotto il ponte di Rialto in una domenica di carnevale. Il primo incidente avviene sulla sponda opposta a quella dell'attracco in riva del Vin. Il motoscafo affonda una gondola con 2 turisti napoletani davanti alle decine di persone seduti a pranzare in fondamenta. È il primo momento di panico. Il lancione si butta nuovamente sul lato opposto del canale, verso Riva del Ferro. La velocità non è e non può essere quella richiesta in quel tratto di Canal Grande. Le manovre sono questione di istanti ed è solo per un soffio che si evita una collisione frontale con un motoscafo. Un'altra manciata di secondi e il mezzo è sotto Rialto. Non c'è stato tempo per correggere la rotta. La fiancata destra del motoscafo striscia lungo l'arcata del ponte. I segni del passaggio sono ancora ben visibili. Uscito dal ponte, il mezzo abbatte diversi pali d'attracco di fronte al fondaco dei tedeschi, travolge il pontile e si avvia a tutta velocità verso l'angolo del palazzo a fianco, fortunatamente protetto da assi in legno. Ma lo fa proprio nel momento in cui una gondola con 5 turisti sudamericani sta imboccando proprio il rio del Fontego dei tedeschi. Per il gondoliere evitare miracolosamente l'impatto è nuovamente questione di un attimo. Tutti comunque finiscono in acqua. Da quando davanti a Ca' Farsetti si è manifestata l'avaria, complessivamente sono trascorsi non più di una trentina di secondi. E il mezzo lei mi ha detto che era relativamente nuovo. Potremmo definirlo nuovo, era entrato in servizio a agosto dello scorso anno, se non sbaglio, e quindi diciamo con pochissime ore di moto. Attualmente è sotto sequestro. Attualmente è sotto sequestro, è stato portato alle Vignole in attesa che vengano fatte le operazioni di verifica tecniche.